I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over. Nel Veneto, raccontato nel corso della storia dai suoi grandi artisti, c'è davvero di tutto. My hands, they were strong, but In uno straordinario crescendo da 0 a oltre 2000 metri si incontrano lagune costiere, stand in foci fluviali, digradanti colline e aree montuose, con ecosistemi diversissimi tra loro. the games you play, you would always win, always win. But I set fire to the rain. Dai 100 chilometri di spiagge e dalla sabbia finissima a quella che è ritenuta una delle più belle città del mondo, Venezia. Cry 'cause I heard it screaming out your name, your name. When I lay with you, I could stay there, closing my eyes. E nell'entroterra, borghi ricchi di storia e di attrazioni si alternano a pittoreschi villaggi affacciati sul fiume e a splendidi laghi. 'Cause there's a side to you that I never knew. Ci sono poi le cime struggenti delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell'umanità, e il paradiso delle malghe, dei pascoli ondulati, del verde e delle rocce basse, affioranti come città dimenticate. To the rain, watch it pour. Valli e altipiani custodiscono un intrigo di storie e magia e si fondono con i paesaggi incontaminati dei parchi e delle aree naturali. Screaming out your name, your name. I set fire to the rain and not the rain. Quello di oggi è un Veneto che ha saputo reinventarsi nel tempo, valorizzarsi e, orgoglioso della sua identità e delle sue bellezze, presentarsi al mondo diventando la regione italiana più visitata. Oltre alla varietà di scelta concentrata nel raggio di pochi chilometri, il Veneto si dimostra in grado di rispondere alle esigenze di una domanda in continuo divenire, che alle mete tradizionali affianca quelle di un turismo alternativo alla scoperta di ambienti, ville storiche, tradizioni locali e produzioni tipiche dell'artigianato, e alla ricerca di tesori enogastronomici e prodotti di qualità, di cui la regione vanta un patrimonio difficilmente eguagliabile. E se a crescere è anche la voglia di coniugare il viaggio allo sport, ecco allora il Veneto del cicloturismo, del mototurismo e del turismo golfistico. Ma ai nuovi ritmi e modalità di vacanza questa regione sembra rispondere anche con un punto fermo che sembra non mutare mai. È la tradizionale qualità dell'ospitare, sempre più curata nei particolari tra agriturismi, residenze d'epoca e bed and breakfast. Veneto è la prima regione in Italia per presenze turistiche, sono 15 milioni di turisti che scelgono il Veneto come meta turistica per le loro vacanze, per un totale di 60 milioni di presenze. Questo significa che l'offerta turistica del Veneto è completa, abbiamo il mare, la montagna, le colline, abbiamo le terme, il lago, abbiamo le città d'arte che ospitano veramente chiunque abbia la necessità di fare una buona vacanza. E poi abbiamo l'enogastronomia. Ci risulta che oggi il turista, per scegliere una località dove trascorrere le proprie vacanze, ha come seconda importante caratteristica per scelta l'enogastronomia. Dove si mangia, si beve bene, di solito è più facile trovare un turista che vuole trascorrere vacanze. L'unica regola allora è scegliere un itinerario e poi lasciarsi prendere la mano dall'imprevisto e dalle suggestioni insospettate che questa regione offre come poche altre nel bel paese.